Amici di Sportisili, appassionati di calcio giovanile, ben trovati al campo della Fincantieri per il match, l'andata della finalissima del campionato Juniores Sicilia di fronte Cus Palermo e Casteldaccia. Un incontro molto atteso, un incontro al quale prendono parte le due regine dei due gironi siciliani del campionato di categoria. L'una è riuscita a incoronarsi dopo un grande inizio, dopo un gran finale, scusate, di stagione, e soprattutto dopo un grande spareggio giocato e vinto contro il Resuttana San Lorenzo. Dall'altra parte una squadra che ha vinto in maniera meritata il proprio raggruppamento e adesso si prepara a vivere un'altra importantissima partita. Vi diamo come di consueto il benvenuto e il ben trovato qui sugli schermi di Sportisili. Dicevo, vi diamo il benvenuto e il ben trovato qui sul nostro canale di YouTube. In queste ultime ore abbiamo dato ampio risalto a quelle che saranno le sorti del Palermo in quello che è il cammino nel campionato di Serie C dei playoff. Naturalmente torniamo in campo per una partita molto importante e che inizierà con il primo pallone a disposizione del Casteldaccia. Tutto pronto per l'inizio, primo pallone per il Casteldaccia, che gioca come di consueto in completa tenuta amaranto contro la tenuta blu oggi. Per il Cus Palermo una muta nuova per la partita, che inizia in questo istante con il primo pallone gestito dalla formazione di Mister D'Angelo. Tra altre cose Mister D'Angelo affiancato da un personaggio molto importante anche per la prima squadra, ovvero sia Fabrizio Monti, il bomber della formazione, che dalla prossima settimana entrerà in gioco per giocarsi, per contendere un posto nel prossimo campionato di eccellenza. Ricordiamo Casteldaccia che nel suo campionato di appartenenza, ovvero sia nel girone A del campionato di promozione, è arrivato secondo alle spalle dell'inarrestabile e praticamente imbattibile Resuttana San Lorenzo. Per una serie di incroci del destino le due squadre avrebbero potuto anche affrontarsi. In questo appuntamento invece la grande finale, già menzionata prima e disputata dal Cus sul campo del Pasqualino Stadium e inquadrata dalle nostre telecamere, ha consentito agli uomini di Mister Mattia Rao di essere qui in questa partita molto attesa, molto importante. Ricordo il return match tra 6 giorni sul terreno di gioco del Fiorilli di Casteldaccia, con appunto la formazione oggi ospite che cerca di attaccare. A breve darò anche lettura delle formazioni ufficiali di questo incontro. Intanto seguiamo Campagna, il tocco centrale per arretrato, il lancio, la palla che arriva direttamente in area di rigore, colpo di testa di Di Giovanni. Poi subentra nell'azione Vinci con il rimpallo e la sfera che finisce in fallo laterale. Deve allacciare lo scarpino Terrasi con la battuta di Vinci per Di Giovanni. Ancora per Vinci, subentra l'azione guida, la palla troppo lunga per Terrasi, oggi schierato a destra il laterale di Mister Rao, che solitamente occupa la corsia mancina, almeno così è stato per la gara di spareggio contro il Resuttana, sia quella in campionato, l'ultima giornata di campionato giocata alla Panormus e vinta per 2-1
dalla formazione di Rao e poi soprattutto nello spareggio del Pasqualino Stadium. Intanto fallo laterale. Terrasi. La palla che verrà messa in gioco dal numero 6 maglia blu, pallone che arriva dalle parti di Mazza, il colpo di testa a metter fuori, c'è il fischio, c'è il fallo, calcio di punizione. Allora le due formazioni, partendo da quella del Cus che si schiera con Procida tra i pali, in difesa c'è Vinci col numero 2, Aloisio col numero 3, Di Giovanni col numero 5, poi per l'appunto Terrasi che gioca in posizione larga da esterno destro col numero 6, Undiemi con il numero 7 sull'altra fascia, in mezzo al campo Castronovo che indossa la maglia numero 10 e Favata col numero 8 insieme a Guida con la numero 4. In avanti c'è Mazza con il numero 11 e Mamone con il numero 9, mentre c'è il colpo di testa proprio ad aiutare Procida nella giocata e nella gestione del pallone. Guida, risponde il Casteldaccio invece con Carollo in porta, poi in ordine numerico, mentre c'è l'uscita proprio di Carollo, ordine numerico numero 2 Ferrara, numero 3 Spampinato, numero 4 Gianmarresi, numero 5 Santi Castronovo, mentre il Castronovo dall'altra parte è Andrea con la maglia numero 10 già detto poc'anzi, con il numero 6 Cascino, numero 7 Campagna, numero 8 Macaluso, numero 9 Aiello, numero 10 Di Caccamo, numero 11 Turimello. La battuta lunga di questo calcio di punizione con Spampinato che si allontana, la battuta di Gianmarresi, pallone che arriva in aria, recupera il Cus con Mamone, l'apertura per Favata, il lancio in profondità troppo lungo per Mazza, palla che finisce direttamente alle parti di Carollo. Altra battuta lunga di Giovanni Fabonaguardia, però riesce almeno per un attimo a recuperare il pallone Aiello. Ne esce vincitore il Cus. Guida, contrastato e fermato. Subentra nell'azione Cascino, poi il lancio in avanti a cercare ancora Aiello, l'uscita di Procida sulla palla di Macaluso. Castronovo, tocco per Undiemi, già abituato a questa posizione in campo da esterno a tutta fascia. Qui Mazza, è scivolato un difensore del Casteldaccio, l'apertura per Terrasi, si allarga Terrasi, lo va ad affrontare in velocità Campagna con la palla che finisce fuori. L'ultimo tocco è proprio di Campagna e allora dovrebbe essere calcio d'angolo, sì. Fallo laterale per il Cus Palermo con Terrasi che va ad effettuarlo, pallone ancora verso l'area, questa volta verso Castronovo che viene anticipato, va allontana solo parzialmente Cascino. Vinci, il tocco non perfetto, riesce comunque ad arrivare Campagna a mettere in fallo laterale. Fallo laterale per Mirko Vinci, pallone che arriva dalle parti di Mazza e ben anticipato, poi Favata, tocco per Castronovo, scarico su Guida, palla sul sinistro, Guida è il suo piede, infatti ci prova Guida col destro, palla fuori, primo tentativo della partita, lo firma Mario Guida, con tanto di nuvola, di sabbia, di terra che si alza, c'è un po' di vento che potrebbe dare fastidio entrambe le squadre. Qui Carollo che andrà a lungo, almeno così intende fare, sbilanciato forse Guida dall'intervento di Caccamo, poi la palla ancora buona per il Casteldaccia con l'avanzata di Turimello, lo scarico indietro ancora per Aiello fermato dall'intervento duro ma regolare da parte di Aloisio. Undiemi converge, evita un avversario, non il secondo, poi Guida, forse c'è un rientro al fuorigioco, sì, da parte di Aiello.
Punizione Cus Palermo. Terrasi. Converge Terrasi. Poi la palla alzata da guida verso Mazza. Contrastato Mazza. E poi va a pressare e costringe Spampinato a mettere in fallo laterale. Abbiamo già parlato della peculiarità del Cus di avere in campo giocatori praticamente quasi tutti un anno sotto età, tranne qualche eccezione. Dall'altra parte c'è la formazione guidata da Mister D'Angelo, che invece schiera anche un classe 2005 dal primo minuto. Parliamo proprio di Spampinato, il laterale sinistro, classe 2005 per l'appunto. 16 anni, anzi 17 anni compiuti lo scorso 1° aprile. Guida intanto, lancia dall'altra parte per favorire la corsa di Undiemi. Scorta l'uscita del pallone Ferrara. Per il resto, anche in questo caso, tornando al discorso di prima sul range di età del Casteldaccia, tanti 2004 anche in questo caso. Tanto Carollo va al rinvio, cerca di anticipare Castronova e ci riesce. Poi Mazza la tocca forse con una mano, sì, lo punisce il direttore di gara. E calcio di punizione con Santi Castronovo che mette giù il pallone. Alla fine della battuta si occupa Cristian Ferrara. La battuta del numero 2 che colpisce in pieno Mazza. Mazza oggi, rispetto a quelle che sono le scelte abituali di Mister Rao, preferito sia fucile, che ad esempio in Under 18 gode di ampio credito da parte del suo allenatore, e anche a Viviano, che è stato decisivo nello spareggio del girone A contro il Resuttana. 2 gol per lui. A proposito di giocatori sotto età, classe 2005, l'attaccante della formazione Under 17. Intanto qualche problema, forse il pallone. Tanto Mister D'Angelo qualcosa da ridire col direttore di gara, che fa riprendere adesso il gioco. Tocca Undiemi, poi la palla dalle parti di Macaluso che lancia in avanti. L'anticipo qui tentato ma non riuscito a Campagna con l'uscita da parte di Procida. Procida anche lui rappresenta una novità rispetto al solito, visto che è stato preferito ad addotto. Qui Mazza cerca di andare in 1 contro 1 con l'ottimo lavoro da parte di Gianmarresi, che lo scorta fuori. Casteldaccia che, almeno per quanto riguarda parte del suo 11 iniziale, o comunque del suo nucleo della formazione juniores, ha attinto tantissimo da quello che era il gruppo dei classe 2004 e 2003 dell'allora Fortitudo Bagheria, allenata tra l'altro da un esponente molto all'avanguardia del calcio dalle parti di Bagheria, o comunque della costa, che va praticamente da Porticello fino a Bagheria, all'Aspra, come Aurelio D'Antoni. Intanto Mamone converge, zona tiro, decide di allargare su Terrasi, il controllo di Terrasi, che adesso si gira, subentra nell'azione Favata che porta via un uomo. Terrasi, la palla messa al centro, il colpo di testa a mettere fuori è da parte di Santi Castronovo. Poi altro colpo di testa, pallone che rimane lì, Andrea Castronovo prova ad arrivare, c'è Mazza che esce col tempo giusto dal fuorigioco, così come Undiemi ancora per Mazza, dialogo tra i due. Undiemi converge, la palla sul destro, Undiemi disorienta gli avversari, poi incrocia, palla fuori, non di molto. Bella azione
di Tony Undiemi ad un passo dal gol il Cus. E dunque prima palla gol della partita ce l'ha il Cus. Qui intanto Mazza commettendo fallo, scusate per la mancata inquadratura, comunque fallo chiaro ai danni di Ferrara. E punizione per il Casteldaccia. La battuta proprio di Ferrara, lunga, controlla di testa Favata che però non trova compagni, poi allontana in qualche modo Santi Castronovo dalle parti di guida, che con eleganza tocca per Aloisio. Aloisio che torna, lui che è per buona parte della stagione. Intanto c'è un fallo ai danni di Andrea Castronovo da parte di Turimello. Dicevo, di Aloisio per buona parte della stagione ha fatto parte dell'11 di partenza. Altro giocatore importante per la difesa, altri due giocatori importanti per la difesa del gruppo Rao, possiamo ribattezzarlo così. Oggi non sono in campo e non sono neanche in panchina, stiamo parlando di Capizzi e di Pappalardo, entrambi indisponibili per la gara odierna. Intanto palla messa in fallo laterale da Gianmarresi. Proprio a proposito di Gianmarresi, stavo facendo il discorso poc'anzi sulla fonte targata Fortitudo Bagheria del gruppo attuale della Juniores. Con Gianmarresi senza dubbio, poi anche con Leone che oggi è indisponibile, con Aiello. Qui intanto fa scorrere Vinci e guadagna il pallone. Guida. Prova a convergere, ne viene contrastato da Cascino che però non gli porta via il pallone. Lancio di Aloisio a cercare e a trovare Favata, grande aggancio di Favata che converge, va al tiro, ribattuto. Poi Campagna dove non ci sono compagni, c'è solo Mazza che esce bene, non la perde e la può anche giocare sui compagni. Sempre Mazza, Mamone, scambia dai due, poi subentra nell'azione anche Andrea Castronovo, ma prima di lui arriva Carollo. La battuta del numero 1 del Casteldaccia a cercare Aiello, sportellate con Aloisio, tutto ok per l'arbitro, guida di testa male. Adesso Aiello, ancora una volta Aloisio, l'arbitro lo invita a rialzarsi, Aloisio lancia però lungo, rovinando l'azione difensiva appena compiuta. E allora si riparte ancora da Mattia Carollo. Colpo di testa, poi spazza via senza fare troppi complimenti Castronovo, poi sportellano. Aiello è Di Giovanni, tutto ok per l'arbitro, con Di Giovanni che invita l'arbitro a stare più attento. Andrea Castronovo col tacco però a far scorrere, ma Mamone è lontano. La battuta lunga da parte di Ferrara, colpo di testa da parte di Macaluso che poi va anche a pressare senza successo su Andrea Castronovo. Terrasi, Vinci, cambia gioco col salto di uomo dalle parti di Aloisio. L'avanzata di Aloisio che va a lungo, interviene Ferrara, poi recupera parte di Turimello, subentra poi nell'azione Macaluso che anticipa Aloisio, non riesce a indirizzare verso i compagni e allora c'è un fallo laterale per il Cus Palermo del quale si incarica proprio Aloisio. Mazza controlla e si gira, tocco per Favata. Favata ai 20 metri decide di allargare dalle parti di Terrasi,
Terrasi non va l'1 contro 1, opta per il cross immediato, glielo stoppa Spampinato. E allora rimessa Kus con Terrasi. Mazza si appoggia a Gianmarresi, poi la palla allontanata ancora da Macaluso, pallone che cade alle parti di Terrasi che scivola. Si continua a lottare, l'ultimo tocco è di un giocatore del Casteldaccia, sì. Allora l'errore di Campagna nel lasciar scivolare il pallone oltre la linea laterale per una rimessa che sarà per Vinci. Mazza cerca la sponda col tacco, subentra Mamone, tutte e due le punte del Kus fuori dalla zona di sparo. Mamone che opta per il cross e cerca Ondiemi che la fa scorrere, arriva però Ferrara. Aiello anticipato da Guida. Vinci, lancio lungo, cerca Mamone, lo trova. Mamone, zona tiro, Mamone va con il destro, blocca Carollo senza problemi. Prova a scaldare il suo tiro Attilio Mamone. Decisivo nella sfida disputata la scorsa settimana per l'Under 18 col Kus che ha avuto ragione, non senza problemi, non senza fatica dell'avversario di turno. Intanto rischia qualcosa Di Giovanni, ma alla fine è efficace. Lancio lungo, Terrasi non la tiene in campo, pallone che si perde fuori. Va bene raga, va bene. Arriva. Mario, e tu hai sta parte, Mario. La battuta lunga, il colpo di testa poi da parte di Vinci, pallone ancora rimesso dall'altra parte dal Casteldaccia, altro fallo laterale per la formazione di mister Mattia Rao. Ricordo ancora una volta che si gioca su doppio confronto e che non c'è ovviamente situazione di vantaggi di classifica, considerando che entrambe le squadre sono arrivate prime nei rispettivi gironi. Tanto c'è un fallo di Santi Castronovo su Ondiemi, punizione Kus, superati i primi 20 di gioco. Di fatto l'unica vera occasione è quella capitata al 12° e 30 secondi sul piede destro di Tony Ondiemi. E occhio a questo calcio di punizione con Guida che scodella la palla al centro, a vuoto tutti, poi Terrasi prova a sistemarsela con la testa, poi altro colpo di testa, questa volta verso l'area, subentra all'azione Macaluso che spazza via dalle parti di Favata, la gioca subito Favata, colpo di testa da parte di Spampinato, poi la palla che rimane lì, subentra ancora Terrasi fermato senza fallo. Aiello cerca uno scarico che non c'è per Macaluso e allora Ondiemi subentra, palla in avanti, subito intercettata da Santi Castronovo, insiste il Kus, Aloisio, Andrea Castronovo prova a passare per via laterali, Turimello gliela calcia addosso, palla fuori, rimessa per il Casteldaccia. Entrambi in piedi i due allenatori, con Rao che dà indicazioni, D'Angelo che per il momento guarda giocare i suoi ragazzi. Cammino molto importante quello delle due squadre in questa stagione, due squadre che hanno dato spesso e volentieri spazio proprio a elementi della Juniores anche in prima squadra, forse più il Kus considerando il campionato un po' più di basso profilo da parte della squadra di mister Giancarlo Ferrara, che ha sancito suo malgrado la retrocessione in promozione. Terrasi intanto allarga su Aloisio, l'avanzata, poi Andrea Castronovo per appendere in velocità, Macaluso ci riesce sul fondo. Castronovo prova a metterla al centro, viene contrastato per il calcio d'angolo concesso da Ferrara.
Calcio d'angolo battuto corto con Undiemi che tocca per Guida, il cross di Mancina, di testa Macaluso a mettere fuori, poi prova ad uscire Aiello senza successo. Undiemi, la palla sul destro, blocca Carollo, altro lampo da parte di Tony Undiemi. Sue le conclusioni fin qui pericolose. Qui non colpisce bene Spampinato, la palla finisce in fallo laterale nonostante il tentativo di disturbo di Campagna. Sta arrivando. Oh, mamma mia. Sei uomo. La battuta in avanti, il tocco a mettere fuori da parte di Santi Castronovo, che è andato in... La palla che rimane lì, attenzione ancora, la serie di colpi di testa. Guida, la gira verso Terrasi, senza problemi Carollo. Batte lungo, in questo caso Gianmarresi, poi il tocco di Di Giovanni, Campagna tocca di testa, poi arriva, almeno prova ad arrivare Andrea Castronovo. C'è un fallo commesso da Di Caccamo. Undiemi prova a puntare, allunga la falcata, poi il tocco rimane corto. Aiello ancora si trascina il pallone fuori, rimessa Cus davanti alla panchina di Mister Rao. Guida, il tocco per Aloisio, oggi capitano. Oggi partono dalla panchina sia Antinori che San Filippo, tra l'altro. Qui Mazza col velo, letto in anticipo da Gianmarresi, poi Campagna prova a tenerla in campo, non ci riesce. Lui al centro, io devo stare al centro. Sì, al centro. Oltre la loro. La battuta di Vinci, sponda di Mamone a cercare Mazza, anticipato ancora da Gianmarresi, rimessa ancora per il Cus. La battuta ancora di Vinci, cercato Mazza, anticipato da Macaluso, poi subentra Guida, palla sul sinistro, la fa scivolare, poi tocco geniale per Undiemi che è in aria, mette al centro, l'uscita di Carollo, Terrasi, Carollo, e poi la palla allontanata, occasione enorme per il Cus allo scadere del 26esimo. Però attenzione qui a Campagna che gioca in avanti, colpo di testa di Di Giovanni su Aiello, poi Vinci la fa scorrere, riesce ad evitare Campagna. Ma che chance ha avuto Terrasi dopo l'ottima giocata sull'asse Guida Undiemi. Palla per Mamone che è costretto a indietreggiare, vince anche il contrasto fisico con Macaluso, tocca per Favata. L'apertura ancora per Undiemi che fa sponda questa volta di testa, Mazza però ad arrivare ma non ci arriva invece Carollo in anticipo su Terrasi. Poco freddo il numero 6 nell'occasione penso più importante fin qui della partita, dopo i due tentativi di poc'anzi da parte di Undiemi. Ancora una volta mette lo zampino in un'altra azione d'attacco, qui salta rischiando qualcosa Aiello. Andrea Castronovo ricomincia da Di Giovanni, ora Vinci. Castronovo di nuovo per Vinci che allarga su Terrasi, ancora Vinci, invece
decide di andare con un giro palla un po' più safe il Cus, poi all'improvviso accelerazione di guida. Favata rientra in tempo dal fuorigioco, non scatta in avanti Mazza. E la palla è buona per Carollo. Batte lungo Carollo. Palla che quasi non vuole atterrare col vento che la tiene bloccata in aria. Alla fine Aloisio guida ancora per il suo capitano Castronovo. Lungolinea per la corsa di Undiemi, è in vantaggio Ferrara che prova a scortare. La palla rimane in campo. Undiemi, il dribbling ancora, serie di finte. Undiemi, scivolata Ferrara in fallo laterale. Fallo laterale per il Cus, ci avviciniamo alla mezz'ora, 28:35 come vedete in grafica. Qui c'è la chiusura di Di Caccamo su guida. Fallo laterale, questa volta in aria, parte di Aloisio, messo fuori. Poi guida, riesce ad arrivare per primo, tocco per Favata. Subito aggredito Favata, decide di giocarla in avanti, di testa interviene Santi Castronovo. Palla che diventa buona ancora per il Casteldaccia che cerca di andare subito da Iello, forse cercato troppo presto. Infatti il numero 9 con la difesa schierata non riesce a far breccia perché è troppo lontano dalla porta, o almeno troppo lontano dalla porta viene servito. Aloisio. Mamone controlla a seguire, un po' rischioso. Poi Aloisio perde il contrasto con Iello, subentra Mamone a dare una mano in difesa. E poi tocca su Guida, tocco ancora lungo ma Guida riesce ad uscirne con un guizzo. Favata, un po' spaccato il Casteldaccia, Favata prova a bucarlo con il lancio su Terrasi, troppo lungo però. Chiede subito scusa Gaetano Favata. Tra l'altro, come avrete notato sicuramente, Cus Palermo oggi privo di corda, espulso nell'ultima gara, quella appunto giocata al Pasqualino di Carini contro il Resuttana. Doppio giallo un po' ingenuo per il fantasista Cussino. Qui bravo Terrasi per un attimo, poi Favata. Vinci rischia qualcosa su Di Caccamo ma riesce comunque ad andare via. Aloisio lungo, palla toccata poi da Santi Castronovo che apparecchia per Cascino, palla che passa, arriva Undiemi in chiusura sul tentativo di Turimello. Fallo laterale per Ferrara, pallone verso l'area di rigore, colpo di testa di Guida in anticipo su Macaluso, poi Mamone la gira per allontanare la minaccia. Subentra nell'azione Spampinato che va a lancio lungo, palla dall'altra parte per Turimello in area di rigore, la palla messa al centro, allontana Aloisio. Allora Mamone può provare a spingere la ripartenza, si sgancia Favata, la palla è per Mazza. Mazza si è mosso bene, ma si è mosso bene anche Carollo in uscita. Poi Mamone prova ad arrivare, non ci riesce, c'è però Guida, il calcione e il fallo e il calcio di punizione. Fallo di Cascino. La battuta di Guida, ha cercato Terrasi, la deviazione, il calcio d'angolo. C'è il calcio d'angolo che verrà battuto da Undiemi. Il terzo corner della partita per il Cus. La palla che spiova in aria, Carollo non benissimo, Terrasi di testa, salvataggio, palla che rimane lì. E poi Carollo riesce a rimediare al suo stesso errore, ma altra occasione per il Cus. Terra cazzo, Terra più convinto, Terra dai! Più convinto!
Tira un siluro se non vuole entrare. La battuta, poi Favata in qualche modo di testa dove c'è Vinci. Indietro su Guida. Diventano 4. Adesso le palle gol che il Cus non è riuscito a concretizzare. Cus a questo punto, anche per la mole di gioco che sta creando e per quello che è l'andamento della gara, meriterebbe di andare avanti nel punteggio, ma resiste il Casteldaccia, che qui non riesce a imbastire qualcosa di interessante con Aiello. Subentra nell'azione Campagna e viene fermato da Guida. Poi il tocco di Aloisio è sbagliato verso Ondiemi. Va bene Alo! Fallo laterale che verrà eseguito da Turimello. Tutta lunga, colpo di testa, il pallone che rimane lì, di testa anche Aloisio. Poi subentra nell'azione di Caccamo che tocca su Campagna. Si gira Campagna, lo ferma Favata, può sganciarsi il Cus con Favata che attende l'arrivo dei compagni. Cercato Mazza, trovato Mazza che qui va col velo. Gianmarresi lo legge ancora una volta in anticipo, la palla però rimane buona per Mazza, tocca Gianmarresi ma tocca anche il numero 11 che voleva quantomeno il calcio d'angolo. La battuta di Carollo, non ci arriva Favata, ci arriva Campagna. La chiusura su Campagna, poi Andrea Castronovo può palleggiare ma sbaglia il controllo. Allora Macaluso in profondità verso la Aiello. Aiello prova a sterzare, lo fermano in due. L'ultima parola ce l'ha Vinci. Fa passare Favata, Mazza arriva con un attimo di ritardo, allora può spazzare Spampinato direttamente dalle parti di Procida. Pallone lungo, ancora Spampinato di testa, poi Macaluso, Mamone a dare una mano in difesa. Sta facendo praticamente il lavoro al quale ha abituato per esempio Fucile nelle gare precedenti. Castronovo per la corsa di Terrasi, troppo lungo. Castro! 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 Guarda Toni, Castro era solo, Toni! Palla battuta Carollo che decide di andare ancora una volta a lungo. Colpo di testa di Macaluso che svetta su due avversari, poi Di Giovanni anticipa. Terrasi, controllo e girata. Favata arriva, palla per Mazza che sbaglia la sponda, anzi in realtà scappano tutti sul suo tentativo di sponda. La palla poi lunga, di testa Vinci, Guida in anticipo. Palla verso Mamone, pone subito le mani in avanti Santi Castronovo, l'arbitro non lo punisce. La palla lunga di Mamone per Terrasi. Terrasi può giocarla soltanto in prima intenzione. Arriva Mazza in anticipo. Carollo mette la mano distinto, poi ancora Mazza. Palla fuori e questa volta devono ringraziare i loro portieri, i ragazzi del Casteldaccia, perché la parata distinto su una giocata estemporanea da parte di Mazza. Questa volta gioca corto il Casteldaccia ma perde palla. Poi subentra Macaluso. Aiello scortato da Aloisio. Qui si è aggrappato Aloisio, o meglio si è aggrappato Aiello alle braccia di Aloisio per ottenere il fallo. Il direttore di gara non si è fatto così cogliere impreparato. Mazza lungo, colpo di testa, poi ancora su Mazza. Non forzare più, c'è l'appoggio dietro. Mazza prova ad andare, lo ferma facilmente Campagna. Guida. Undiemi.
Demi punta, poi cerca lo scarico ma viene chiuso, e allora a buon gioco per un attimo la difesa del Casteldaccia. Bravo Aloisio a anticipare, poi tocco per Guida. Andrea Castronovo incespica sul pallone, tanta sabbia e ovviamente tanti problemi di tenuta. Guarda Mazza! Qui Favata col cross, palla che rimane in aria, l'allontana in qualche modo Macaluso, centrale aggiunto specialmente per sfruttare le sue doti aeree. Solo Castro! Guida allarga per Aloisio che adesso dà una mano anche in fase di spinta, ma qui sbaglia il tocco per Undiemi. Qui rischia di perdere palla per un attimo il Casteldaccia, poi la palla viene effettivamente persa, la scorta fuori Vinci. Vinci con le mani, cercato Mazza che va di testa, controlla Favata che può far viaggiare Mamone, poi cerca di allargare Undiemi che era rimasto un po' indietro, poi trova comunque il pallone, non si accontenta del fallo laterale, lo pressa e riesce a recuperare il pallone Torimello che lancia subito su Aiello. La palla in avanti per la corsa di Caccamo, l'anticipo di Vinci da ultimo uomo rischioso ma efficace, poi Aloisio, Andrea Castronovo, serie di finte di corpo per disorientare Aiello, ci riesce alla fine Aloisio. Giralo! Di Giovanni, Vinci, Porta palla, porta palla, porta palla! può avanzare senza pressione il numero 2, palla in avanti, il controllo a seguire di Mamone che può andare, Mamone cerca Mazza che forse era in fuorigioco, poi Mamone rischia di commettere fallo, alla fine esce anche bene il Casteldaccia con Cascino, lancio lungo, colpo di testa di Guida verso Mamone, anticipato da Gianmarresi. Undiemi contro Torimello, qui preso in controtempo Castronovo, ma ancora Undiemi che prova ad andare, viene forse sgambettato da Ferrara e la palla rimane a disposizione del Cus con un fallo laterale. Tanto cambia subito Mister D'Angelo, sostituzione prima della fine del primo tempo, esce Di Caccamo al suo posto, l'altro Di Caccamo in panchino, però sia il numero 18 Antonino Di Caccamo. Il colpo di testa a metter fuori da parte di Santi Castronovo, quello di Ferrara, subentra Aloisio sempre di testa, poi Mazza prova a controllarla, viene trattenuto, l'arbitro lascia giocare, c'è anche forse una gamba tesa, poi Mazza commette fallo, calcio di punizione. Qui Mazza protesta perché evidentemente è a suo dire e forse non del tutto errata la decisione. Ci sarà la battuta del calcio di punizione, se ne occupa Gianmarresi, pallone che spiove verso l'area, prova ad arrivare proprio Di Caccamo anticipato. Mamone
anticipa, gioca in avanti verso un Diemi che però la battuta del fallo laterale con Ferrara qui a vuoto guida che può subentrare di testa. Mazza anticipato, poi ancora pallone che rimane lì. Mamone, ultimi 2 minuti del primo tempo, Mamone sterza, poi subentra Di Caccamo che gli mette il pallone in fallo laterale. Con le mani Aloisio controlla Mazza, spalla alla porta, poi prova a far correre Mamone col tacco, l'intervento di Ferrara, falloso, calcio di punizione. Punizione per un Diemi. Mettila bene, Tone! C'è il fischio, un Diemi con la palla che spiove sul secondo palo Terrasi, colpo di testa che si perde alto. Vedremo anche se ci sarà recupero, a quanto ammonterà il tempo da recuperare. La battuta in avanti di Gianmarresi, interviene Vinci, controlla Vinci, la palla in avanti, Aloisio, lungo a cercare Andrea Castronovo che controlla, lo rimonta Ferrara, Castronovo prova ad evitarlo con una bella giocata, poi ancora Ferrara, fallo, calcio di punizione. Si continua a giocare, quindi siamo già in pieno recupero. Battuta lunga, Macaluso sfiora, per l'arbitro basta così, poi per il primo tempo finisce 0-0 la prima frazione, più Cus che Casteldaccio soprattutto in termini di palle gol. Casteldaccio che per il momento si è difeso, non ha concesso molto, se non qualche chance per un Diemi e poi anche per Terrasi, soprattutto sul calcio piazzato. Appuntamento tra qualche minuto per la ripresa, voi restate con noi ovviamente collegati qui sul canale YouTube di Sportisili per la ripresa di questa gara di andata della finale del campionato juniores regionale. A tra poco.
Andiamo in diretta qui dal campo della Fincantieri, secondo tempo che sta per iniziare tra Cus Palermo e Casteldaccia. Casteldaccia che sta operando un nuovo cambio con l'uscita del numero 7 Campagna. Il nuovo ingresso in campo, se non ho visto male, il numero 16 Damaro, mentre inizia in questo istante la ripresa. Il primo pallone gestito dal Cus Palermo, il lancio forse controllato con una mano da Turimello, poi c'è un fallo ai danni di Favata, calcio di punizione. Solo. Guida, pallone per Andrea Castronovo, il tocco che non riesce e poi Cus che è costretto a ricominciare da capo dal suo portiere Procida. Di Giovanni, colpo di testa da parte del numero 8 Macaluso, poi subentra ancora nell'azione di Giovanni, tocco largo per Terrasi. Sovrapposizione con la palla lunga, troppo lunga per tutti, allora può intervenire senza alcun problema Carollo. La rimette giù corta. Un'altra palla direttamente dal fondo per Carollo. Carollo andrà ancora lungo. Qui Mazza cerca di pressare, palla messa fuori, esce dal campo, pallo laterale. Calcio di punizione con Gianmarresi, battuta lunga, colpo di testa di Favata dall'altra parte con Undiemi che può accelerare. Undiemi all'1 contro 1, cerca poi la corsa di Mamone. Mamone prova a servirlo con la palla di ritorno che arriva. Undiemi tiene il pallone in campo, va a puntare Turimello. Serie di finte di Undiemi, le solite. Poi palla che passa al centro, Castronovo cambia fronte dalle parti di Favata che controlla, spalla alla porta, costretto a ricominciare da Vinci. Quindi attacco ancora vivo per il Cus. Terrasi, pallone troppo lungo. Qui c'è un fallo forse su Andrea Castronovo, si gioca per il vantaggio. Mamone, Andrea Castronovo. Mazza, spalla alla porta, riesce a girarsi in qualche modo, serie di finte, evita un paio di contatti, poi passa dal centro, Terrasi si gira, calcia col destro, palla alta. Battuta lunga di Carollo questa volta, il colpo di testa da parte di Antonino Di Caccamo, che ricordo nel primo tempo ha preso il posto al 41esimo di Benedetto Di Caccamo. Palla che arriva poi lunga dalle parti di Procida. Guida lungo, quasi un campanile dalle parti di Mazza, colpo di testa di Gianmarresi alle parti di Favata.
Favata avanza, poi allarga su Undiemi, la palla è buona per lui. Undiemi può andare a puntare Ferrara, che allunga il tackle, tocca per ultimo calcio d'angolo. La battuta verso l'area di rigore, non riesce a toccare, poi conclusione! Altro salvataggio sulla linea, poi Castronovo svirgola. La palla finisce fuori, ma che occasione ancora per il Cus per passare in vantaggio. Sarà fallo laterale per il Casteldaccia, che se l'è vista ancora una volta molto brutta. Rimessa con la palla che va dall'altra parte, dove c'è Aiello che una volta tanto riesce a prendere il tempo a Di Giovanni, costretto a spendere il fallo e anche a prendersi l'ammonizione. Alessio Di Giovanni. Aiello è rimasto giù. Ancora a terra Aiello. Aiello a bordo campo, momentaneamente in 10 il Casteldaccia, ma occhio al calcio di punizione con Gianmarresi. Palla in area, c'è una deviazione che ne prolunga la traiettoria, allontana la difesa del Cus, poi Mazza forse caricato, attenzione a Vinci che deve allontanare. Undiemi non la tiene in campo, rimessa Casteldaccia in zona d'attacco. Ancora problemi per Aiello, che è diventato capitano dopo l'uscita di Benedetto Di Caccamo. Guarda bene, signori! La battuta fa scorrere Macaluso, ma non ci sono compagni. Allora palla a Procida. C'è vento contro, Stefano, occhio! La battuta lunga di Procida. Poi la palla ancora dall'altra parte. Vieni qua, vieni qua! Palla lunga, interviene Ferrara allontanando, poi colpo di testa da parte di Turimello, dalle parti di Aiello che si è ripreso. Poi l'intervento regolare ai danni di Damaro, si riprende Favata, scavalca verso Andrea Castronovo che controlla, tocco per Mazza. Palla messa al centro del secondo palo, Undiemi prova ad arrivare, poi c'è Turimello che gli dà fastidio, Undiemi allora la prova a calciare verso il centro del campo, ma la palla è uscita. Batte lungo Carollo, Undiemi di prima dove c'è solo Ferrara. Alla lunga interviene in qualche modo Di Giovanni, tanto tagliando fuori dall'intervento di Caccamo.
Aloisio prolunga Mazza, poi controlla Gianmarresi. Mazza sta facendo un po' di difficoltà nel lavoro spalla alla porta, che è il suo punto forte. C'è tutta la panchina del Cus Palermo in piedi per riscaldarsi. Ricordo che a disposizione di Mister Rausch c'è il secondo portiere addotto, poi Ofori, Falanga, Antinori, San Filippo, Viviano, Fucile e 200. D'altra parte ancora a disposizione ci sono Di Maggio, Candido, Casa, Bussu, Aspetti e Comignano. Solo. Favata, Guida può andare, chiamato alla corsa Terrasi, la palla però è troppo lunga per lui. E allora rimessa Casteldaccia con la battuta lunga di Spampina. Prova a controllare, spalle alla porta di Caccamo che si gira, chiude Favata. Poi Guida, strattonato, fallo di Macaluso. Mentre si alza ancora la terra della Fincantieri davanti agli occhi dei calciatori e anche ai nostri. Aloisio batte male col sinistro, poi la palla arriva dalle parti di Guida che calcia, c'è la deviazione, Carollo la aspetta lì e la controlla. C'è la battuta lunga da parte di Mattia Carollo e da solo Guida colpisce però male di testa. Damaro allarga dove c'è Turimello mette giù, inseguito da Ondiemi, riesce a mettere al centro il pallone che rimane davanti a Procida, è costretto a intervenire Vinci in diagonale. Primo calcio d'angolo della partita per il Casteldaccia. Andrà la battuta Aiello. Pallone che spiove sul primo palo, interviene Favata che prova subito a rilanciare l'azione, la palla arriva da Ondiemi, ma Caluso usa il fisico commettendo fallo secondo l'arbitro. Chiama cambio Mister D'Angelo. L'uscita di Turimello. L'ingresso in campo con il numero 15 di Girolamo Casa. C'è Aloisio che andrà alla battuta lunga dalle parti di Cascino che non controlla. Mazza la insegue, scappa indietro la difesa, allora Mazza può controllarla e può guardare l'area. Mazza evita l'intervento di Casa, poi la palla che arriva al centro, l'anticipo su Terrasi, poi Vinci, pallone poi colpito male da Guida, prova ad uscire ancora Casa, prima sortita offensiva della sua partita, viene chiuso in fallo laterale, ultimo tocco di Guida. Può ripartire con le mani davanti alla sua panchina il Casteldaccia. Tarda ad arrivare il pallone, poi Spampinato lo riceve, può andare a rimetterlo dentro con le mani. Palla che arriva dove c'è Guida, poi Favata anticipa anche il suo compagno, subentra nell'azione e allontana il pericolo Santi Castronovo direttamente da dove c'è Procida. Siamo nel quarto d'ora del secondo tempo, mezz'ora da giocare più recupero. Casteldaccia che adesso è un po' più coraggioso e qui recupera un altro pallone in fase di pressione. Aiello, Di Caccamo, c'è Damaro in posizione irregolare.
Si alza ancora un po' di terra. Di Giovanni gioca corto per Aloisio. Castronovo. Guida. Altro errore in disimpegno. L'arbitro fischia gioco pericoloso da parte di Giuseppe Macaluso. Calcio di punizione per il CUS. C'è il cambio per il CUS, il primo della partita, va fuori proprio Guida. C'è pronto al cambio San Filippo. Punizione per Andrea Castronovo. Fischia l'arbitro. Castronovo decide di allargare su Vinci in proiezione offensiva. San Filippo, primo pallone della sua partita e subito un dribbling sinistro di San Filippo. Blocca senza problemi Carollo. Conclusione velenosa, ma non abbastanza. Battuta lunga, colpo di testa da parte di Macaluso, rimessa Casteldaccia, però tocco di Favata. Batte Ferrara, colpo di testa di Castronovo, non riesce a tenerla in campo Aloisio, calcio d'angolo Casteldaccia. Fase di stanca della gara per quanto riguarda il CUS ed è il momento in cui il Casteldaccia sta provando ad alzare il ritmo. Già battuto il calcio d'angolo, Aiello sul primo palo, questa volta San Filippo allontana però sui piedi di Damaro che va ancora alla battuta. La palla attraversa tutto lo specchio della porta, occasione per Damaro. Batte Procida, corto per Vinci. Sale a pressare il Casteldaccia, Procida cerca compagni da servire, torna da Vinci ma sbaglia, è un regalo che cerca di scartare ma non ci riesce di Caccamo, dorme il CUS, non ne approfitta il Casteldaccia. Topica clamorosa da parte di Procida che poi si è salvato con i suoi riflessi, battuto il calcio d'angolo, palla in mezzo, allontana Favata, vediamo se innesca il contropiede da parte del CUS con Mamone, fermato dall'ottimo intervento di Ferrara che rimane poi a terra. L'arbitro ferma il gioco. Le proteste di Aiello, richiamata alla panchina del Casteldaccia. Si rialza Ferrara. Mamone è andato a sincerarsi delle condizioni del numero 2, sono andati a contrasto. Si riprende col fallo laterale per Vinci, rientra subito Ferrara. La palla recuperata dal Casteldaccia, Terrasi prova ad andare in pressione, allontana però Damaro dalle parti di Aiello, la palla corre da Procida che questa volta è sicuro e solo Vinci può prendere campo. 20° in corso nel secondo tempo, ci avviciniamo anche a metà della ripresa. Il parziale non si schioda, ma un paio di minuti fa il Casteldaccia è andato ad un passo dal vantaggio con Di Caccamo che non è stato freddo
dopo l'errore di Procida. Aloisio con le mani, colpo di testa a mettere fuori da parte di Macaluso, poi di Giovanni anticipato da Aiello, ultimo tocco. Cambio nel CUS Palermo, va fuori Attilio Mamone e va dentro Peppe Viviano, autore dei 2 gol che di fatto stanno consentendo al CUS Palermo di essere qui a giocarsi la finalissima contro il Casteldaccia. Ricordiamo che è praticamente lo stesso gruppo, con qualche aggiunta e anche con qualche defezione per via dell'età. Sarà nuovamente in campo domenica pomeriggio sul terreno di gioco del Centro Universitario Sportivo di Via Altofonte, con inizio alle ore 16, per affrontare nella secondo turno playoff del campionato girone unico under 18 allievi regionali l'Atletico Nissa. Chi vince affronta il Trapani e tra l'altro sarà anche un bell'antipasto, ovviamente da godere davanti alla telecamere di Sportisili, in vista di Triestina Palermo, che ricordo essere il primo incontro di playoff della formazione rosanero. Intanto fallo laterale per il Casteldaccia, è rimasto giù spampinato. Il direttore di gara che correttamente aveva fatto riprendere il gioco in quanto spampinato era fuori dal terreno di gioco. Mister Rao si occupa di accelerare le operazioni. Chiaramente lo 0-0 non basta, non serve al CUS, che ha però dimostrato in questa stagione di avere la capacità di giocarsela anche lontano dalle mura amiche e anche in terreni di gioco non conformi, non uguali tra loro. Basti pensare alle vittorie, quella contro la Panormus di cui ho fatto cenno prima, ma anche quella sul campo della Parmoual. Qui c'è la chiusura di Macaluso che poi cerca di lanciare lungo dalle parti di Aiello, lo scorta Aloisio che poi con una giocata elegante ed efficace riesce a sradicargli il pallone dai piedi, poi va a chiudersi quasi in un angolo Aloisio, pressato dal capitano avversario. Di Giovanni da una mano e spazza via di testa Macaluso, fallo laterale per il CUS. Abbiamo superato la metà del secondo tempo, la situazione non si schioda. Di Giovanni, Vinci, si è aperto San Filippo, il pallone è per lui. San Filippo evita con una bella giocata a casa e si sgancia in avanti. La corsa di Viviano, anticipato da Gianmarresi che si rifugia in fallo laterale. La corsa, l'energia di Viviano può essere sicuramente un fattore in questo finale. Intanto cambia ancora Mister Rao, manda in campo Antinori, o fuori Favata. Prende il gioco con le mani Terrasi a cercare Mazza che prova a girarsi. Mazza contro Gianmarresi, ancora i due al contatto, spalle alla porta Mazza, quasi una mischia rugbistica. Alla fine calcio d'angolo per il CUS Palermo, con un Diemi che va a battere, con tutti e tre i centrali del CUS che vanno a saltare. Un Diemi alla battuta, chiama lo schema il numero 7, pallone sul primo palo. Ferrara concede un'altra chance dalla bandierina al numero 7 avversario. Altra battuta di un Diemi, ancora sul primo palo, colpo di testa di Gianmarresi. Attenzione ad Antinori che viene scavalcato dal pallone.
C'è Castronovo, ultimo uomo, che deve allontanarla in qualche modo, e trova anche Terrasi. La palla per Viviano, fuori gioco. Giusta la chiamata, era un passo oltre. Giuseppe Viviano. Sì, però non mi sa che vedere dentro. Tempo che si gira sono molto buone. Carollo che può andare alla battuta. Palla che rimane corta in qualche modo, però passa. San Filippo pressato da Di Caccamo, riesce a girarla, poi subentra Macaluso in pressione. Aloisio calcia come può, poi Ferrara spazza, però attenzione perché c'è dall'altra parte Casa che può ricevere. Casa in posizione regolare, rimonta Terrasi, cerca la finta, Terrasi usa il fisico, poi viene affrontato, c'è il fallo di Casa, calcio di punizione. Scambiano Vinci e San Filippo. Poi Antinori in qualche modo riesce a mettere la punta e ad avanzare, ma il campo è finito. Allora c'è un fallo laterale per il Casteldaccia, battuto da Spompinato, di testa Antinori. Poi ancora di testa, questa volta Di Caccamo. La palla diventa buona per Santi Castronovo che va a lungo, Procida la lascia spiovere e la branca in presa. Antinori, Castronovo scarica indietro su Aloisio. Castronovo pressato, tocca per Antinori che deve girarsi, trova Vinci. Vinci col tocco corto, arriva San Filippo lo stesso. San Filippo allarga per Antinori, palla troppo lunga. Qua va bene, signore. La battuta di Ferrara sfiora Macaluso, Aiello prova ad arrivare, arriva prima di Giovanni, poi ancora Macaluso che sta crescendo con il passare dei minuti. San Filippo apparecchia per Antinori, Antinori prova a girarsi, la perde, poi ancora Aiello col fallo di Castronovo, fallo di puro mestiere quello conquistato da Samuele Aiello. E calcio di punizione da una trentina di metri per il Casteldaccia. La punizione per Aiello, fischia l'arbitro. Aiello cerca la porta, la trova, ma trova anche un grande Procida a mettere in calcio d'angolo. Si riscatta, direi in maniera definitiva, Stefano Procida con un grande intervento a distendersi sul suo palo. E ora occhio alla battuta alla bandierina, sempre Aiello a battere. Pallone che spiove sul secondo palo, non arriva nessuno, Undiemi la fa scendere e tocca per Castronovo, tocca però male, un po' incalando Antonio Undiemi in questa mini fase della partita che sta, ripeto, sorridendo più al Casteldaccia che al CUS, per quelle anche che sono le occasioni avute da una parte e dall'altra. Qui San Filippo col fallo subito da Macaluso. Sembra voler preparare ancora cambi, ulteriori cambi, Mister D'Angelo. Dall'altra parte ancora tutti in piedi nella panchina del CUS, con Fucile, con Falanga che proseguono il riscaldamento. Qui male Castronovo per Antinori. Ci stai in mezzo?
La battuta di Ferrara prova ad arrivare Castronovo, non ci riesce, di testa di Giovanni, poi Antinori anticipato, si lotta ancora, fallo di mano di Castronovo secondo il direttore di gara. Queste cose senza neanche concedere vantaggio. C'è la punizione questa volta per Gianmarresi, fischia l'arbitro. Gianmarresi attende il movimento dei compagni, poi va alla battuta tesa, ma da dimenticare. Ha già ribattuto il Cus con Vinci. Cambia gioco, lo fa rischiando e perdendo palla. Damaro vince il rimpallo, Damaro in area, chiuso da Antinori, poi ancora Damaro, propone al centro, Procida mette le mani sul pallone, serve subito San Filippo, converge San Filippo. Castronovo, pallone toccato per Vinci che lancia, interviene Macaluso, poi Viviano riesce a tenerla, Castronovo lotta in mezzo con Cascino, si rimane lì, Terrasi, l'arbitro lascia giocare tutto e allora occhio al Casteldaccia, la palla girata verso Damaro, all'1 contro 1 con Aloisio, Damaro se ne va, anzi no, perché chiude la serratura Aloisio, calcio d'angolo però. Dalla bandierina sempre Aiello, Cus quasi tutto rintanato in area, Aiello che batte verso il cuore dell'area, la palla sfiorata forse da Aloisio, la rincorre Viviano che non arriva. Evidentemente il tocco c'è stato da parte di Aloisio perché c'è il fallo laterale per il Casteldaccia che adesso sta spingendo. La battuta, colpo di testa da parte di Vinci, poi il tentativo con la palla che spiove, ci ha provato Aiello, la palla che esce, c'è l'uscita intanto di Mazza per il Cus Palermo ed entra Ivan Fucile. (32 di gioco, 13 più recupero. Andrà a lungo di Giovanni, palla dalle parti di San Filippo, di testa il solito Macaluso che le sta prendendo tutte, Antinori, Fucile di testa, poi Gianmarresi verso Cascino, Cascino inseguito da San Filippo che la tocca, la mette in fallo laterale. Aiello la gira verso Damaro, arriva in netto anticipo Procida che la gioca subito su Undien. Quindi mi passa centralmente ed evita il raddoppio. Antinori lungo per la corsa di Fucile, la posizione è regolare, Fucile tiene per un attimo il pallone in campo, poi lo stop non è felicissimo e la palla si perde fuori. C'è un altro cambio per il Cus con l'ingresso di Capizzi al posto di Di Giovanni. Quindi cambia il centrale della linea 3 del Cus Palermo.
Quanto tempo, signore? La battuta di Carollo, Macaluso interviene, ancora una volta efficace il numero 8 del Casteldaccia, poi fallo laterale per il primo intervento della partita di Capizzi. La battuta di Ferrara, colpo di testa di Aloisio, poi non riesce a terla Viviano, Castronovo la lancia lunga verso Fucile, Gianmarresi di testa, poi Casa in anticipo mette in fallo laterale Cus che cerca uno dei suoi proverbiali strappi per cercare di riportarsi in avanti. Mancano 9 minuti e mezzo alla fine, più recupero. C'è il cambio rimessa. E cambio rimessa, e qui il direttore di gara ha deciso di dare la stessa, di far pagare con la stessa moneta entrambe le squadre, che hanno sbagliato in maniera anche abbastanza abbondante il punto di battuta. E allora Vinci ha un'altra chance con le mani, colpo di testa di Cascino, Viviano lontano dalla porta, Antinori allarga su Undiemi, palla difficile da controllare, la tiene il numero 7, Undiemi lo fronteggia Damaro, propone il cross, colpo di testa da parte di Castronovo. Adesso l'altro Castronovo che controlla lo scontro con Ferrara, che la mette fuori. Vinci arriva, l'arbitro lascia giocare Andrea Castronovo con la palla troppo lunga per tutti. Allora Carollo può rimettere in gioco dal fondo. La battuta di Carollo, corta, riesce a prolungarla Gianmarresi, era già lì pronto Fucile a controllare. Di Caccamo prova ad andare contro Andrea Castronovo che lo porta verso l'esterno, poi prova a girarsi il 18 ospite, fallo di Castronovo, calcio di punizione. Casà per il calcio di punizione, Castronovo che protesta con l'arbitro. Il numero 15 della formazione ospite a battere questo calcio di punizione. 2 in barriera, l'arbitro fischia. Casà con la palla sul secondo palo, decisivo Vinci col colpo di testa, il calcio d'angolo. Aiello che voleva andare con la soluzione corta è costretto tra virgolette a metterla in mezzo lunga. Tutto il Cus in aria, eccezione di Fucile, batte Aiello sul primo palo, pallone che rimbalza pericolosamente, rimane lì. Può arrivare Damaro col tiro, blocca Procida. Procida serve subito Undiemi. Damaro gli va a dare fastidio, si torna da Capizzi. Aloisio. Lancio per Fucile che prova a far sponda, non ci riesce. Arriva con una gran palla San Filippo per Undiemi, può prendere campo Undiemi, lo rincorre Ferrara. Undiemi, serie di finta, ancora Undiemi, converge Undiemi, manda ancora al bar Ferrara, propone il cross di testa Gianmarresi, poi prolunga Macaluso, fallo laterale. Aloisio con le mani. Castronovo, tocco di Macaluso, poi arriva Capizzi. Capizzi aggira Aiello, il tocco
Vinci scivola, riesce ad andare da San Filippo. Castronovo calcia male. Ultimi 5 minuti, poi solo recupero fino alla fine con le mani Ferrara. Fa scorrere Cascino, ma è la scelta sbagliata. Antinori, inseguito proprio dal numeroso avversario, palla lunga, può buttarsi nello spazio Viviano, ma arriva con i tempi giusti e blocca Carollo. Batte lungo Carollo, un campanile che arriva dalle parti di Antinori, di testa Capizzi, il più rapido è Casà che la porta avanti. Terrasi lo raggiunge, poi si strattonano i due, lascia giocare l'arbitro. Viviano riesce almeno per un attimo a prendere il tempo a Spampinato, poi spazza Gianmarresi addosso all'attaccante avversario, rimessa per il Casteldaccia. Battuta verso Andrea Castronovo, poi arriva Antinori che riesce a prolungare per Undiemi con il lancio a cercare Fucile, poi anche Viviano, il tocco di Gianmarresi tanto sporco quanto efficace, di testa Macaluso, poi San Filippo riesce a prendere il tempo a Cascino, ancora San Filippo che va, l'arbitro lascia giocare dopo la trattenuta del 6 ospite e poi sbaglia San Filippo. Il tocco su Terrasi, ancora 3 e poi sarà recupero qui alla Fincantieri, sempre 0-0 con Gianmarresi a terra. A proposito di recupero, crampi per il numero 4. Si è rialzato Gianmarresi, rimessa Casteldaccia con la palla che arriva dalle parti di Damaro, che rischia di perdere l'equilibrio, sicuramente perde il pallone. Vieni, fermato. Antinori. Batte lungo, troppo lungo per tutti, Carollo. La battuta lunga di Carollo, di testa Terrasi, Cascino superato dal pallone, Fucile non riesce nella giocata di prima, non è riuscito a entrare ad incidere Ivan Fucile, ma adesso attenzione dall'altra parte, a Damaro, l'1 contro 1 con Aloisio, allunga la falcata perché è più veloce, Aloisio però ha le leve più lunghe, gli mette il pallone in calcio d'angolo. Occhio al calcio d'angolo, lo va a battere Casà. Siamo nell'ultimo minuto dei 90 e poi recupero. La battuta nel cuore dell'area, c'è il tocco sotto misura da parte di Di Caccamo che va ad un passo dal gol del vantaggio.
C'è la battuta da parte di Vinci, 5 minuti di recupero assegnati dal direttore di gara. E poi la palla troppo lunga per Damaro, ma sarà rimessa a Casteldaccia. La battuta verso l'area di rigore, il colpo di testa di Macaluso, quello di Terrasi, il pallone che rimane lì, interviene Fucile sempre di testa, poi San Filippo prolunga, Cascino contro Terrasi, scontro tra numeri 6 vinto dal padrone di casa che può spingere, chiude Ferrara, calcio di punizione, c'è stata la spinta ai danni di Terrasi e allora punizione. Andrea Castronovo se n'è andato il primo dei 5 minuti di recupero. Aloisio, poi la sponda di Viviano a cercare un Diemi, vantaggio che non si concretizza, scusate. Altro calcio di punizione per il Cus. C'è la battuta da parte di Antinori per il calcio di punizione per il Cus. Pallone che arriva direttamente verso la porta. Tocco di Ferrara. Calcio d'angolo. La battuta del calcio d'angolo per Undiemi, pallone che spiove lungo, colpo di testa di Spampinato. Antinori, è il tempo di controllare, ci prova con il destro verso la porta, blocca senza problemi Carollo. Carollo fa salire i compagni con tutta la calma del mondo. Poi batte lungo. Colpisce male di Caccamo, la palla diventa buona per Terrasi, allunga la falcata, Casalo accompagna all'uscita. Si lotta, poi riesce a allontanare Vinci, spazza via Santi Castronovo, colpo di testa di Capizzi che può lanciare però dall'altra parte Damaro, lo insegue Undiemi che lo chiude e concede solo fallo laterale. Fallo laterale per il Casteldaccia. Siamo nel corso del quarto minuto di recupero. Pallone che arriva in area. Aiello prova a calciare, calcia male però. A posto, mia, a posto! Vinci ha già rimesso in gioco il pallone il Cus, ultimi secondi di questa andata molto vibrante, molto intensa tra Cus e Casteldaccia. C'è un giocatore del Casteldaccia a terra. Problemi ancora per Gianmarresi che già poc'anzi era rimasto giù. Con le mani Vinci. È rientrato anche Spampinato. Palla che spiove in area. L'arbitro fischia fallo in favore del Casteldaccia. E qui probabilmente si spegne quantomeno la chance di vittoria per il Cus di questo primo atto della finale.
Carollo. Scaduti 5 di recupero, sicuramente qualcosina da recuperare. Viviano allarga su Ndiemi. Ndiemi, serie di finte, tocca Macaluso. Fallo laterale. Viviano. Antinori, ma per l'arbitro basta così, finisce 0-0 questo primo atto della finale del campionato juniores tra Cus Palermo e Casteldaccia, partita molto intensa. Alla fine buon Cus nel primo tempo, meglio forse il Casteldaccia nella ripresa, ma adesso l'appuntamento è tra 6 giorni, a mercoledì 11 maggio, a campi invertiti al Fiorilli di Casteldaccia, nella casa della squadra di Mister D'Angelo, per il secondo e conclusivo atto, per capire chi avrà la meglio tra le due. Intanto, nel ribadirvi il parziale di Cus Palermo 0, Casteldaccia 0, e un ringraziamento per averci seguito in questo pomeriggio di giovedì. Appuntamento intanto domenica per la sfida tra Cus Palermo e Atletico Nissa per gli allievi regionali Under 18. Ancora una volta vi ringraziamo per averci seguito, da parte di Francesco Cammuca, di tutto lo staff di sportisili.it. Appuntamento sul nostro sito e alla prossima.